Daga e Aria, terza e ultima parte dello specialone natalizio uomini e donne. E ormai siamo a fine delle feste, domani e a Befana. Vi ricordo che potete sempre mettere un like, un mi piace, un cuoricino, tutte che porcarie là sui social, perché abbiamo le pagine Facebook e anche di Instagram. Se vuoi seguirlo invece su Spotify, che sia a campanella, così vi arriva le notifiche, e anche se vuoi iscrivervi sul canale di YouTube. Beh, vai qua sigla! Sempre bene. Io qui qua con una domanda che è devastante, perché si tratta di Galateo. Cos'è? Le caramelle quelle al latte? No, quelle sono le galatine. Ah, ok, scusa. Il Galateo dice ruttino, rutto e rutto libero. La disinibizione in privato oppure lo fai in pubblico e sei morto. Il vero amore è poter scorreggiare e ruttare liberamente anche in presenza del proprio partner. Con, Sì. con una piccola postilla, direi. Dipende dall'entità olfattiva della scoreggia. Dipende se hai mangiato uova. Ecco, direi. o altre Noi le uova non le mangiamo, però ragazzi, quando io scorreggio, dico la verità, è una roba fetida. Cambia Beh, il clima. Perché, esatto, una scoreggia ti No, ma cambia in il realtà clima. tu fai delle cose peggiori. Sì, Qual è la cosa peggiore Greta che fai? Thunberg che sarebbe contraria alle mie scorregge. Qual è la cosa peggiore che fai? Allora ragazzi, lui russa. Io russo. Anch'io. Anche tu russi? Non lo so, me lo dicono. Io non. Sì. Anch'io non me ne accorgo. Allora, io vi dico che Non lui... credo di russare sempre, così come lei non russa sempre. Russi però sempre. Sempre? Io mi estraneo. Io Scopro so che ora di essere Un russatore compulsivo. boh. io seriale, quando so seriale. che io so che quando sono stanchissimo, ma proprio No, stanco no. a merda, come si dice a merda, devo prendere sonno da qualche altra parte rispetto al letto dove c'è lei, perché altrimenti In altro sarò un comune. fastidio. Comune limitrofo. Sì, un C'è il comune divano. limitrofo. C'è il divano lontano, No, 3-4 allora, muri di Bisogna di dire la distanza. verità, che lui quando è molto stanco, è vero, quando è molto stanco russa molto rispetto a dei giorni in cui non russa, però lui ha espresso e manifestato alcune teorie sul russare. È vero, anche in quel caso era avanti coi prosecchi. Birra e prosecco. Birra e prosecco, in cui sosteneva che russare è una comunicazione con l'universo. Quindi mi diceva che in realtà io quando lo scuoto leggermente con le braccia e le gambe, oppure onestamente lo insulto brutalmente. Stai mentre- interrompendo la no? mia comunicazione. Sì. Ecco, interrompo la sua comunicazione con l'universo. Ma io ho letto studi a riguardo che confermano che è una connessione proprio uomo-universo. No, In realtà allora, è una forma di linguaggio che molto spesso non viene compresa da chi è vorrei fuori. che vedeste la faccia di Giorgia Le in basse- questo Le momento. basse frequenze. Esatto. Io sto trasmettendo e sto ricevendo anche comunicazioni dalle entità soprannaturali, che è difficile che gli altri umani si rendano conto. Voi umani non sapete sta roba. Non ve ne rendete conto? Noi sappiamo benissimo. No, voi sentite solo il fastidio, non capite le comunicazioni, è quello il problema. E in quel momento lì sto ricevendo Delle e quella- istruzioni. ben bravo, sono delle istruzioni precise. Devo fare delle cose che voi non. Esatto. Fammi fare. Che Cioè, a sto punto lascia che vada a finire la comunicazione e poi puoi intervenire. Non puoi interrompere. Se interrompi stai interrompendo l'universo nella sua... un flusso. È il flusso Il che flusso. Deve essere anche un flusso a favore Esatto. Io nostro. non sto dicendo che è sbagliato
Io ho una routine però. Un Un routine? routine. Ho una routine. Allora, prima cosa lo tocco. Dove? Dove capita? Se io, Goio. Sì. se io gli appoggio una mano E se lui addosso, appoggia a te? magari, Eh. e se io appoggio una mano a lui smette di russare. E che Beh. dopo mi viene l'articolazione. No, prima faccio l'appoggio. Mi viene una A chi lo- artrosi e Artrosi. devo spostare. Il Appena tunnel carpale. Io alzo la mano, lui ricomincia. Allora appoggio la gamba. Ma uguale mi viene un'artrosi sulla gamba. Anche te sei fradicia però. Sì, cioè. E poi faccio il. Non ve lo dico, Non funziona. umani non funziona. Allora passo all'insulto. L'insulto non funziona Sì, vabbè, assolutamente. l'insulto se gamoito, no. Anche peggiore. Peggio. E No, dopo mi prendo sento. a due piedi e cerco di rotolarlo lateralmente con due piedi. Oh, lo nel spingi giù dalla rupe turpea. Sì, vabbè, però lui, se- lui si gira e mi fa: non mi lasci dormire. No, lasciami stare. Ma io vi assicuro Ah, sì, mi che sa. io non riesco a leggere. Cioè, se io sto al Leggere. libro, leggi? Leggo molto. Cioè Se- lui russa e tu leggi. Sì, ma io non riesco a Sì, ma concentrarmi leggere sul libro libri che che sto non hanno di nessun qualsiasi senso, tipo. Zenuti Di e Harmony. No, Sì. non Harmony, ma riesco No, a Harmony leggere no, però siamo a sto qualsiasi livello qua, però. ma qualsiasi libro. Cioè, lui russa talmente forte che mi toglie la concentrazione. Io cerco di rotolarlo giù dal letto e lui pure si offende. Ecco, guarda qua, ho Io pescato, lo domanda che capisco. fa partire. Mi capisci, Giorgia? Sì, assolutamente. Vabbè, ragazzi, ho pescato una domanda che Dai. potrebbe Dire. spaccare la conversazione in due adesso. Beh, A vedere. vabbè. Eh. Il mal di testa, chi lo fa? Perché? Quanto spesso? Come evitarlo? Beh, tu hai il mal di testa, io mai. È il mal di testa. Hermana ha mal di Io. testa spesso. Io soffro del mal di testa cronico da quando che avevo 6 anni. E 5-6 giorni all'anno, all'anno, a settimana, in cui con mal di testa, ma non se una scusa, con mal di testa davvero, cioè ragazzi, uno può domandarmi quello che vuoi, ma mica con mal di testa, voglio solo silenzio, buio e assolutamente non essere toccato. Non vuoi ciavare. No, ciavare non se ne parla proprio minimamente col mal di testa. Non Sono una voglio santa essere donna. toccato. Proprio interazione con l'essere umano pari a zero. Ma neanche con l'universo, niente. Devo sentire il vuoto, il nulla attorno a me. E assolutamente in che momenti ha, che se purtroppo veramente frequenti, non deve essere toccare il mio equilibrio che se già precario in quel momento è. So veramente sul baratro. E se te mi tocchi, te vedo cattivo. Purtroppo io me tocca in dei punti. Purtroppo io me tocca in dei punti in cui divento cattivo. Cioè, ragazzi, Tu quei punti sbagliati. se mi tocchi i punti sbagliati, ragazzi. Giuro, ho fatto anche a robe col mal di testa. Beh, sì, per fortuna mia. Fatto robe. Fate anche bene. Ah, il gatto che ti viene adesso ora, che bravo. Ciao ragazzi. Mamma Ce la posso mia. fare? Ha usato, te che ha usato come trampolino. Ce la posso fare. Mario, a stare buono. Scusa, chi di loro due ha il mal di testa, secondo te? Secondo me più Livio che mal di testa. Bravo. Male. Se è vero o no? Verissimo. Te sei la donna Sì. dell'immaginario collettivo. Assolutamente. Anche tu, Sì. dai, Anche non ammesso scansarti. la donna dell'immaginario Sono collettivo. un femminone esagerato. Un femminillo. No, quello no. No, però Manca solo però quello. se dovesse essere Si sa mai. ci vediamo con la barba e la parrucca bionda. Può piacere, tipo Può piacere. A come no? Giorgia non Concita so. Würstel. Come si chiamava? Concita Würstel. È un po' come il pesce ratto. Può piacere O non può o non può piacere. La grigliata di pesce ratto Piace. Esatto. E peschiamo un'altra domanda No, pesca perché Giorgia, tocca a Giorgia. Ma che qua che sia Vai, è a Sanpei. caccia grossa. Vai Sanpei, Adesso che qua che sia roba grossa versi pian che potrebbe essere che è a domanda del secolo come a troiata del secolo. Non riga- Sarà la Allora. troiata del secolo probabilmente. Cioè, qui che se bisogno guido io o guidi tu? guido io o guidi tu? Se guido io, non farai da navigatore. Ne ho già io uno di serie. in Sì, auto. sarei rilento, mi sembra. un po' embriaga. Senti come che sale Se guido il io, non prosecco. farai da navigatore. Ne ho già io uno di serie in auto. Esatto. Abbiamo tutti un navigatore in auto, ma c'è sempre qualcuno che monta in auto e ti dice che strada fare, come guidare, attento ai limiti, occhio che qua te ciappi a multa, non sta andare in passaporto che come putè in macchina.
utile. Sì, ma alla Utile. fine è Non utile, però alla occorre fine dirlo. Le multe le piglia lei, Perché guida lei di solito. No, le multe in generale guido le di piglia più lei. me. Perché ovviamente chi usa più la macchina è più Io sottoposto. vado più in giro. Chi è che porta le bambine a scuola? Io, Chi è che non prende le multe? io, Quindi lui guida meglio. molto. Io vado Quindi più nella lontano. media l'uomo guida meglio. Sì, però- Oh, attento. È un rapporto Attento, Moro. Attento, Moro. Un rapporto Lui qualità della porta guida le sul bambine a chilometro. scuola, io vado in giro. Lei vede persone, fa cose. Io faccio cose, capito? vedo gente. Esatto. Esatto. Prende multe, prende E autovelo. le paga anche. Certo che le paga, che poi arrivano a me perché la macchina è intestata a me, quindi arrivano a me. Pago Cartoline io. verdi a me e io gliele sottopongo alla sua aura attenzione. E lei dice non c'ero in quel E le- posto no, in quel io momento. non c'ero, se c'ero dormivo, però forse l'autovelox è da tarare, boh, non lo so, intanto paga. Ops. Pago. Ops. Se Tutte nel sto... Trevigiano comunque, tutte nel Trevigiano. Perché nel Trevisan? Va lì. Pezzi. Vabbè, Perché piece of shit. L'amministrazione è particolarmente attenta. Sì, è vero. Tra l'altro gli install di Autovelux anche nel veneziano abbastanza pesanti, tra l'altro anche a Camponogara, Sì? spendendo cifre non indifferenti per installare un telelaser in dei Sono posti miliardi. dove se corre, non se corre, vedremo cose, ma con una spesa che, devo dire, prevedono delle entrate, vuol dire che sanno che la gente cadrà nel tranello, non della cadrega, ma nel tranello del telelaser. Carini. Vuol dire che tranello. sa che la gente là corre. Quindi se ragazzi corri manco e che No, giusto poi per lei riesce sicurezza. a prendere multe per eccesso di velocità con una punto a metano che fa 110 in salita e 115 in discesa. Riesce a prendere multe che non so come Che cazzo vado faccia. molto veloce. Perché lei è più avanti, Sì, quindi sì. va più avanti Sì, della sì, ma io macchina. non so, Sì, ritorno al forse futuro. non forse è spinta da qualcuno dietro e va più forte perché io punto a metano che prendono multe per eccesso di velocità, cosa rara. Mm. Però lei è brava. A ci riesce. 88 miglia Sì, sì, scatta nel fiammata futuro. 1.21 gigawatt. Sì. Fa la fiammata. Che poi, tra parentesi, una volta, ora che 1.21 gigawatt me lo ricordo, aveva squartato una ruota alla posteriore destra della macchina. La posteriore po- destra. Pneumatico posteriore destra, è arrivata dal gommista con la ruota in fiamme, sembrava davvero la DeLorean di Ritorno al Madonna. futuro. Sì, sì, sì. E mi ha fatto una chiamata piangendo, cioè io mi sono fatto da qui verso il gommista e lei piangeva, urlava, intanto la macchina faceva fiammate perché camminava sul cerchione e non me ne ero accorta. Non me ne ero accorta. Vabbè, ma ragazzi, ma quando ti capita che si squarta una gomma? Cioè, a me non si è mai squartata una gomma in tutta la mia vita. Visto? Questa? Beh, che se sempre una prima volta No, che ho ti squarti capito, una gomma. Ma cosa c'è da fare? Pazienza. Pazienza. A me Cioè- è successo, ho chiamato te alle 3 di notte. ti Questo è vero. ricordi? Noi ieri mo neanche amorosi, neanche No. quasi se conoscemo. Conoscente. E te me Vai, che però, c'ha, ma- conoscente. siete amati? Ha Che ora scelto iera? te. Beh, 2 notti. 2 sicuramente, notte. E ha 2 3 scelto di te. notte. E ha detto scusa, avevo il tuo numero e ho chiamato perché sono ferma e ho distrutto il cerchione e la ruota della macchina sul Quanto marciapiede. amore. Beh, Sì, era vabbè. 20 anni fa. Ieri al grande Forse Albert, ti sì, ricordi? anche tu? più di 20 anni fa. Al grande Albert a Piombino Dese. E mi hanno soccorso anche quelli della casa, sono usciti carinissimi. Sì. Carinissimi. Carinissimi. Sì. Però dai, a parte quello, grossi danni non ne ho fatti con la macchina. No, è vero, non te che hai mai fatto grossi incidenti a parte l'ultima che ti butta a parare una Kia. Vabbè, ma mi sono venuti addosso loro però. Sì, vabbè, cioè, Eh, il discorso che Cioè, siamo a voglio parte. dire, mi sono venuti addosso loro. Hai chiesto un altro bigliettino per caso che te vuoi lesere oppure ho leso me? Leggo io. Le Leggi tu. donne possono rinfacciarti una frase che hai detto il 14 marzo 2 maggio, c'è scritto maggio, ma io me ne ricordo una del 14 marzo 2017 alle ore 16:30, mentre l'uomo non ricorda cosa ha mangiato a pranzo. Io ogni mattina mi presento a lei Per dire ciao. piacere Livio. Per me ogni giorno, presente il giorno della marmotta, il film, quello- Sì. io vivo così, cioè per Sì. me è un loop. È bello non sapere cosa ti può succedere dopo. No, io vivo ogni giorno con un entusiasmo quasi da bambino perché C'è anche un film effettivamente che c'è uno che si sveglia ogni Sì, giorno quello senza con- essersi dimenticato. Sembra che è lo stesso ricordate? giorno Sì. che da ripetere. sì, Che non si ricorda sì. niente, è bellissimo. Il tra giorno l'altro. della marmotta era il Mm. film con- Vabbè, leggi. Leggi chi?
Leggi lei come Fantozzi. Batti lei? Ci lei. diamo del tu? Codesto, questa Code- notte vuole venire a Vuoi- casa con me? Vuoi darmi del coloro? Colori Codesto, quali? codesto. Coloro. Del castoro, dammi del castoro. Ciao, ciao, come sei messa qua Io a sono lettura? messa con domanda pericolo, quindi non Domanda mi dico pericolo neanche. brutta. Quindi. Aia. Mal. E attento qua, va. È il Campari ti dà A una mano. cosa stai pensando? A Campari? E a domanda se. Domanda pericolo. Herman, a cosa stai pensando? E quando la donna ti guarda e ti dice a cosa stai pensando? Se è grave. E tu guardi la donna e dici Cazzo, stavo pensando alla marmotta che saltava e gli ostacoli nei 150 metri piani. Ma non cosa posso stai dirlo. in questo momento a cosa sto pensando? Quando una donna ti guarda e ti dice a cosa stai pensando? A cosa Io stai ho pensando? l'imbarazzo. Devo decidere se dire la verità. Sempre o la verità, sempre La verità ti renderà libero. Ti rende anche morto in alcuni casi, Esatto, però. ti condanna a morte, Tette. effettivamente. Tette. Sì. Cosa sto pensando? Tette. Sto, Guarda pens- che te. sto pensando a perché non sono ancora in pensione. La prima roba è quella di solito. Perché non sono ancora libero da un gioco di Stato Guarda, io ho che mi fatto- costringe a pensare a come essere libero? Ho fatto Nessuno una di noi. simulazione sul sito dell'Inps. per Non vedere. dovevi farlo, dovevi, però, no. È temerario. uscito Mangia Tranquillo. Ah, ok. Mi ha messo. No, ma non Però siamo... poteva anche dirti fatti i cazzi tuoi e non Anche venire a volendo. scrivermi. È stato cordiale. È stato Non siamo Magna ancora simpatia, cordialità, adepti. come un Mosconi, tra l'altro. Sì, esatto. Sì, esatto. E poi bestemmie. Tante. Perché tu quando pensi al tuo futuro non puoi pensare che a bestemmie. Sì, associ divinità varie ad animali da cortile, da compagnia, da affezioni Esatto. esotici. Oppure a lavori tipo il boia, Esatto, il ladro, oppure esatto, lavori bistrattati, poco esatto, la riconosciuti. puttana o cose del Sì, genere. sì, sì. Perché mi trovo in sta situazione? No, te devi domandarti perché mi sono messo dentro sta situazione. Non mi hanno messo. Non mi hanno ci messo, sono mi messo. ci sono messo, esatto. Beh, vedo Katia che pesca un altro bigliettino, quindi vai. Mi è Siamo capitata pronti. una domanda pericolo. Dalle, Domanda pericolo. dalle. Questa mi piace. Qua Campari. Qua caliamo l'asso. Herman, Ehi, secondo te quella ragazza è figa? Quale? Mai abbastanza. Cioè, non come te, ovviamente. Di che No. stiamo parlando? la risposta è normale. Quale ragazza? Quale ragazza? Quale ragazza? Esatto. È una ragazza. Hai visto una ragazza? Io non No. l'ho notata. Esatto. Non ho notato una ragazza. Fai tu la domanda a me? Katia, secondo te quello è figo? No, no. Hai le censure, hai Ah, il beep. sì, ho dei beep da mettere. Allora. Probabilmente qui c'era un beep. Allora. Qui Allora, c'era un beep. eravamo, Io vivo per l'onestà. Eravamo da Florio, Sì. un pub che c'è a Mestre. Al biscuola. Al Bissò, bravo, Al Bissuola. io e altri, insomma, Bissuola. intellettuali come me. Arrivano Gli questi intellettuali del bisò, assolutamente, cioè persone, grandi nomi. C'era anche Giorgia. Arrivano questi due morosi. Lei mi dicono una topa, dicono una topa atomica. Questo qua arriva e praticamente i tre maschi di queste tre coppie che eravamo, l'unica cosa che guardano erano le Reebok Pump Battle Cat che aveva Cazzo, lui. no. Molto. Che aveva lui. Occhio, se che fosse Tech qua diria C'era lui. C'era Tech. Lui era uno dei. Era lui quello che ha notato Lui è- le scarpe. Lui era Il uno. culo che aveva la ragazza, vogliamo parlarne? Ma è Pump avuto parlarne. Noi guardavamo solo le Reebok Pump di questo e le ragazze. Tony, Siete tre coglioni. ma avete Questa visto ha che un culo? culo. Ma io- Sì, ma che avete tu visto visto le è Reebok? Pump. Esatto. Ma che tu visto è Pump. Non si trova più che Pump Non si là. trovano più Ma neanche il le culo di battle. lei. Sì, ma culi ne vedi a Ma no, ma migliaia. poi- Ma no. No. ragazzi, tu dovevi vedere Ragazzi, quelle è scarpe. Pump, non è una roba Dovevi che si vedere quelle scherza. Ma scarpe. neanche il culo di lei. Ma che me frega? Ma Le dai. scarpe rimangono così per 20 anni. Quel culo voglio vedere fra 2 anni com'è. Il Sì, culo è di lei flacido che era cade. comunque Devi mettere la cintura per tenerlo Esatto. su. Cioè, no, ragazzi. Ho un No, bel no. paro de Pump. Portai ben. Reebok Pump. Portai ben. Assolutamente. È per sempre. Esatto. La Pump è per sempre. Altro che il diamante della Della De Damiani. Beers. Vediamo il culo di lei. Per quanto è? Infatti, essendo caduco,
Caduco, con l'accento sulla U. Ma pensa se lui però va in una pozzanghera con quelle scarpe. Ma chi? Le lavi, di le fango. pampe, le pulisci. Lei col Hai lo suo culo. spazzolino per Ma no, pulire le Può pampe. Ma andare stai in ogni scherzando? pozzanghera Ma col suo no, culo. Butti lei nella pozzanghera e la calpesti per non Con le sporcare pacche. Porcare le scarpe, esatto. giusto, Esatto. giusto, genio. Altro che il mantello di San Martino. Ma figurati. Ma figurati. Mi rifiuto di leggere la prossima Mi domanda rifiuto perché di è leggere la talmente uno domanda, quindi stereotipo. dovrò leggermi. È talmente uno stereotipo che è Per troppo. l'uomo, sì, avevo detto il disclaimer iniziale era attenzione, Troppo. questa puntata sarà piena di luoghi comuni e frasi fatte. Allora, per l'uomo è più difficile perdonare un tradimento sessuale, per la donna uno emotivo. Sembra che l'uomo voglia il possesso del corpo e la donna il possesso dell'anima. Vero o falso? Vero. L'uomo vuole il possesso del corpo, Ma io ti la vedo- donna vuole il Si possesso stai dell'anima. marzullizzando. Per me è vero. Sarà l'orario. No, ti stai concordo. marzullizzando. Esatto, questa è una domanda da Marzullo da Ma mezzanotte. chi vuole il possesso del tuo buco di culo? Nessuno. Io no, Qualche uomo forse che non so ancora. Per me è tutto vero. Neanche a noleggio. Guarda che Giorgio ha detto che è vero, eh? Cosa? Io È vero. Io penso che sia vero. Ovvero che per l'uomo sia vera la questione del possesso in un certo senso e per la donna che sia vero il possesso in un altro senso. Quello che tu hai detto prima, ovvero la questione del possesso è una questione di interesse ambo le parti. La donna ha una visione e l'uomo un'altra. Io penso anche Sì. che sia Quindi? molto più ampia quella che voi immaginate. Credo che voi abbiate una visione limitata. Sono d'accordo, sono uomini. Vabbè, per forza di Non cose. intervengo perché non no, serve. no, ma No, in sto zitto. generale Livio, Però non come ci interveniamo. spieghi? io credo che voi abbiate una visione limitata del nostro modo di essere. Del vostro mondo. Sì, perché noi alla fine copriamo tante cose, cioè copriamo anche... Noi copriamo solo voi. No, ma ci sta. Cioè, a noi piace che voi copriate noi. Non so spiegare. So che vi piace, però entrando non era questo il focus. Stiamo entrando in Copriteci focus. liberamente. fangoso. Il focus non è questo. Ah, copriteci proprio abbondantemente. Mente. Sto per chiedere una pausa pipì di nuovo. Vogliamo chiedere una cosa più abbondante. Ok. Copriteci. Abbondante, sono d'accordo. Copriteci in maniera sovrastante. Sì, Sovrastante. over. Abbondante, sovrastante, tutto. Sì, però non abbiamo il focus su cosa. Perché siete comunque ancora focalizzati su una roba che non è. Dovreste capire veramente come siamo. E chi ve capisse? Pochi. Ma non vi capite voi, dobbiamo capirvi Ma voi. infatti. Cioè, Perché voi non leggete il libretto di istruzioni. Ma non serve! Se fosse già stato installato nell'uomo sarebbe già utile. Fai il Ma non download. c'è. Non che sia un libretto di istruzione per femmine dentro l'uomo. E femmine. E femmine non ha un libretto di istruzione. Noi che se il libretto di istruzione. Distruzione. Libretto di istruzione. Vieni qua, te lo faccio vedere io il libretto. Vieni qua. Occhio. Mamma mia. Sì, occhio, tutto sto amore disinteressato, vero? Ma che disinteressato? Interessato, ero sì. Comunque, se l'uomo volesse davvero capire a donna, faria parlare solo a donna. E a donna dovrebbe spiegare. E l'uomo invece- dovrebbe ascoltare. Sì, è vero, è vero. Cioè ci sono troppi se, Sì. troppi forse Troppi- e troppe cose che si vanno a incastrare. Troppi condizionali. Bravo, quindi basta, non ci capiamo A sa stare. mai. Pesca un altro No, biglietto. ho già È un- pescato, Ah, ma vedo devi da pescare. leggerlo tu. Vedo da pescare. Aspetta che l'esumi. Aspetta un attimo. Che. Oh, qua. Mi piace questo. Il fuggitivo. Un Ne- film di Bruce Willis. Sì, Sì, più o meno, infatti, sì. infatti. Se la relazione diventa seria, molti uomini scappano colpiti dalla sindrome di Peter Pan. Il matrimonio è davvero la negazione della libertà? Forse per qualcuno sì. Vabbè, vedi come si viene a sposare. quindi Lascia no. rispondere lui che stava partendo. Lui non è sposato. Io non voglio Tu essere sì? sposato. Nemmeno Secondo io. me
Sposati, Io sono single. ora, mi perdonerete se voi siete sposati e tanti sposati all'ascolto. Ma lui mi ha costretto, Ha fatto Sì, infatti. Per me, come la vedo io, sposarsi vuol dire mettere una riga a terra e dire sono arrivato. È un contratto. sto è un con- A parte e un basta. contratto, sono arrivato Non- dove non devo ce la arrivare. fa. Gnafa. E non ce la faccio, non ce la voglio fare. Per me sposarsi vuol dire ok, arrivo fin qua e mi fermo perché sono arrivato al Ok, vuoi metterti traguardo. insieme a un'altra allora? Traguardo vuol dire una vittoria. Capolinea è triste come parola. Vuoi beh, metterti brutta con è. un'altra? No. Invece stare insieme e continuare ogni giorno a È una tenere, è una tenere scelta. in piedi il baraccone. Con un piede sul baratro, tra l'altro. Per me è una sfida molto più stimolante, piuttosto che dire Mi piace. sono sposato, tanto quello che dovevo fare l'ho fatto. Ma concordo in pieno io. Preferisco vedermi morosetto Questa è da- una stronzata. paraculata da manuale. Questa è proprio Però una preferisco puttanata. posso avere un'opinione. Preferisco No. vederla così. Provare a migliorarmi mese dopo mese, anno dopo Migliorarmi. anno, lustro dopo lustro, Migliorarmi. e tenere in piedi il baraccone piuttosto che dire oh sono sposa. Si taglia Sì, questa. la te una tagliamo. cagata. No, beh, no, va la tagliamo. benissimo, No, però. No, ragazzi, io non Non firmo. ti preoccupare, Ragazzi, nessuno ti ha chiesto di non- firmare. allora, se Anzi, firmo- firmerò per un ventenne. Non a sono questo preoccupato. punto. Se Beh, firmo allora- mi arriva un'enciclopedia a casa, io non la Con la voglio. libreria anche. Esatto. No, allora io sono molto del tuo partito, se possiamo chiamarlo così. E perché non voleva. io Lei non vol- voleva. No, per me non era assolutamente necessario. Io Ma non- io pensavo di L'i- morire l'idea da un della- momento all'altro. E volevo lasciarle una casa, Qualcosina. un qualcosina, un conto in banca di 1.000 euro, una roba, una stronzata. Cioè, Non avevo È il qualcosa. bisogno. pensiero che conta. non aveva bisogno, è il pensiero che conta, esatto. No, ma Tanto con quello mi quello che ciappo, spendo. Perché la mia filosofia è spendo in CD. L'idea di Compro è CD. vero. Sappiate che non sta mentendo, è vero. No, è vero. No, non faccio È vero. fatica a credere. Spendo, no, vabbè, scusa, ti ho interrotta. Amore. Io sono prego tesoro. Sono Tesoro. del suo partito, nel senso che per me sposarsi è relativamente inutile, nel senso Sì, sì. dal primo momento che l'ho vista ho detto io sono già inculato nel momento in cui l'ho vista. Ho detto questa qui mi fotte. Come si direbbe a Napoli. Questa mi fotte. Confermo. Quando l'ho vista, ma lui mi è piaciuto subito, devo dire la verità, mi è piaciuto prima ancora la prima volta che l'ho visto in radio. E credevo fosse molto più giovane di me la prima volta che l'ho visto, perché è veramente Non eravamo bravi. neanche in trasmissione assieme. No, ci siamo incontrati. in radio, lui usciva, io entravo in un'altra trasmissione, lui usciva da una trasmissione, ci hanno presentato così molto in passato. Eravamo ospiti in radio. Dopo abbiamo Trasmissioni cominciato a diverse. lavorare in radio assieme. Sì. E facevamo, tra l'altro, scusa ti interrompo, ma Quello che facciamo adesso. esatto, facevamo le stesse robe in radio. Siete abbastanza fighi. È da quindi. 20 anni che fate. No, Ave- ma noi abbiamo litigato, la gente credeva facessimo finta, ma noi litigavamo E veramente. veramente in radio. noi litigavamo in radio alle 3 di notte. Eravamo una roba Due grande. coglioni Sì. in radio In di notturna. notte Eravamo una roba grande. come se fosse una scenetta. In realtà era vero. Riuscivamo Ah, sì? a bisticciare alle 3 di notte Sì, da soli sì, sì. con ascoltatori che sono camionisti, zoccole, spacciatori, Da qualunque. Ma io- squinternati, gente sotto psicofarmaci Però ci che volevano non devono- bene. però ci volevano bene perché trovavano in noi una realtà, cioè la realtà di persone normali, la normalità resa fruibile per tutti come se fosse una cosa normale. Sì, E è vero. questo è stato il nostro punto di forza per la trasmissione. Si chiamava Spoiler la nostra Spoiler, trasmissione. sì. E la facevamo a Radio Gamma 5 di notte, da mezzanotte alle 3, 4, sì. 5, quando andava bene. Sì, Sì, quando ci rompavamo. cioè, Spegni interrompi tutto, tutto, vai, No. ciao a tutti. Però devo dire una cosa, non mi sono pentita di averlo sposato perché
Grazie, Beh, grazie. queste, insomma, Grazie. sono soddisfazioni. Resterà ai posteri questa cosa, perché alla fine io ho capito il suo senso di protezione nei miei confronti nella sua proposta di matrimonio che poi, Senso di protezione. abbiamo realizzato a modo nostro, per Sì, l'appunto, ok. senza cerimonie, senza cose particolari, tutti nell'insegna dello spritz del Campari. Sì, sì. Però quindi io ho apprezzato e non mi sono pentita, se vuoi saperlo, di averti sposato. Ma a me delle volte mi so pentio. Sì, quasi una volta al giorno Sì, una almeno. volta al giorno mi pento. No, dai, di sta onesto, roba. sì, onesto, no, una, onestamente, 2 volte al ma giorno. io non ho bisogno di dire robe come che dovrebbero essere dite. Mi dico come che dico mi. No, io dico Mi- 1-2 al giorno almeno ti Mi penti. pento ogni giorno di ogni roba che ho fatto. Io riesco a essere critico nelle mie scelte quotidianamente e questo mi porta avanti. Per Cioè, quello quella razionale sono io comunque. sì, perché riesco mio malgrado, perché purtroppo è contro di me sta roba qua. È controproducente. È controproducente nel mio. Però è anche una spinta a dire ok, ho fatto una merda fino adesso devo fare meglio. Riesco a darmi del merda da solo e dandomi del merda dico vabbè, ma te puoi fare meglio. Se vuoi una mano basta chiedere. Ciao, te vedo affranta da sta roba qua. È qualcosa che ti risuona? No, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che certe volte ci sentiamo coinvolti in degli affari che sembrano sopra a noi, enormi, soprattutto quando riguardano la nostra prole, i nostri affari extra, diciamo, nosotros, cioè fuori da noi. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che quello che noi proviamo a fare è sempre qualcosa di buono. Sì, d'accordo. Noi abbiamo delle grandissime aspettative nei confronti di queste creature che abbiamo messo al mondo e quindi tutto il nostro extra è sempre molto proiettato. Poi bisogna anche rendersi conto di quello che effettivamente sarà. Io a volte ho anche delle aspettative e dico devo rendermi conto che sono delle aspettative. Certe volte fa paura il fatto che noi abbiamo messo al mondo delle creature che avranno la loro vita, la loro realtà, la loro individualità. Dite che è da tutto, ma quello che farà sarà compito suo. Ma non è nostro, Herman. No. Sì. Noi abbiamo grandi responsabilità, però non siamo loro. A quel punto è aspetta ori te che dà tutto quello che te potevi. Noi abbiamo fatto il nostro massimo. Noi diamo il nostro cuore a queste bambine, a queste creature, a tutto. Però è il nostro massimo. Per loro è solo l'inizio. Te mi fai venire in mente una roba. È emozionante, Sì. Herman. Cioè, io te lo sto dicendo con il cuore. È una cosa che quasi è veramente una cosa di cuore. Secondo me queste nuove generazioni hanno delle cose da dire e da fare. Prova a dirlo in mestrini. E ha qualcosa da dire, da fare. Anche io avevo qualcosa da dire in mestrino. Iga la cavarsi da soli. Gimo da quello che potevimo. Adesso che tocca a ori. Io ho fatto tutto quello che potevo. Però i fioi va per i cazzi suoi. Sì. Come siamo andati noi. Va per i cassi sui. Se a parola chiave. Iga ad andare per i cassi Da sui. tatuarsi. A un certo punto, sì. quando che la strada si sta fatta, i galandar passo strada. vanno. Mi posso darti ancora qualche assestamento, ma poco. Poco. Non posso fare di più di quello che cosa ha fatto. Dopo ti sostengo, ti aiuto, passo tutto il possibile, però te godà e avvia. Quello che mi ritenevo che fosse giusto, ovviamente, da Pure di genitore. sta roba, nel senso che comunque noi Ma come siamo arrivati a parlare di sta roba? Noi Perché siamo non so. una grande Non lo guida. so. Vabbè, ma ragazzi, Serio, quando mi abbiamo piace. dei bambini, dei ragazzi davanti, noi siamo fortunati, Herman. Sì. Abbiamo dei ragazzi nelle nostre mani, Guarda che stiamo parlando di una cosa che sembra banale, ma non lo Una è. responsabilità mica da poco. No. Enorme. No. Campari. Mi pescherì un'altra domanda perché sennò qua. Vedremo.
Aspetta un attimo, cosa che sei qua? Oh, una domanda che mi piace parecchio. Si chiama il niente, messo fra virgolette, apocalittico. Quando una donna risponde niente alla domanda cosa c'è, in realtà ha già scritto la tua sentenza di morte. Vero? Sì, ho già chiamato Taffo. Taffo. Grande Sì, sì, sì. Taffo. Grande Taffo. Sì. Ma l'errore sta nella domanda. Tu non devi chiedere cosa l'errore è c'è. la risposta sarà sempre sbagliata. Qualsiasi risposta è Qualsiasi sbagliata. risposta sarà sbagliata. Quindi, Perché lì in quel caso lì c'è il muro. sì. Tac, bisogna sbattere il Cosa muro. che sei? Niente. Nulla. Per cos'è che vi arrabbiate voi? Seria Dimmi questa. la verità. Per cosa mi arrabbio? Sì. Per le cose che vengono promesse e non mantenute. Io Tipo? mi arrabbio per questo. La principale fonte della mia delusione verso gli esseri umani è quando promettono e non mantengono. Tipo quando non stendo la lavatrice nel Fanculo, giro quello di che 2 te ore. vuoi, cioè, non sei partia roba, sei per tutti gli esseri umani, sei per qualsiasi essere vivente. Quando non tolgono le accise. Che cacchio, qua andiamo su robe serie. Da lì a scendere. A scendere Le proprio. PEC. Quando non rispondono alla PEC, Anche. però non l'hanno letta. Però ho la notifica di lettura. Esatto. E allora lì. E sti cazzi. Cazzi loro. Eh sì, tu l'hai letta. Io te l'ho E detto. allora Tu io lo te l'ho sai. detto. Anche Mo' le- tos- anche Quello le- che dovevi tornando- sapere l'hai saputo. Tornando alle accise mi stanno proprio qua, eh. Parecchio. Avevi promesso nel 2017. E invece. Ok. E quando Ma cos'è che ti fa arrabbiare a livello personale, Erma? a livello personale mi fa arrabbiare le promesse non mantenute, come dicevo prima. Quando io so che in potenziale una persona può ma non vuole, o una persona sa fare ma rinuncia. Anche quella Una è una persona sì, certo, ma una persona che sa e non vuole, oppure rinuncia alle sue capacità messe in campo. Ecco, questa roba qua mi dà molto fastidio. Fastidio è il primo step, la delusione è il secondo step, ma dopo la delusione c'è il lascio andare. Se una persona non vuole proprio, allora lascio, nel senso che la abbandono. Se tu non vuoi, non fai per me. Io amo le persone che si mettono in gioco, amo le persone che sanno dare anche quel quid in più rispetto a quello che se aveva palesate essere. So che in potenziale, perché tu avverti, le persone ti avverti che sei delle robe in più, ma quando che ti avverti che sei delle robe in più, ma che la persona non te la mette in campo, dico perché non te la metti in Ha campo? ragione. Che mi so Sì, che ha ti te ragione, poi sì. e Ha mi là resto deluso, e quando che so deluso muoio Ha muoio ragione. tutto. Quella pigrizia. La Ma hai pigrizia ragione- intellettuale. Hai ragione, Herman. Io non, sta roba qua non la sopporto proprio. Hai negli ragione, umani. Herman, perché noi persone possiamo dare tante cose. E il fatto di non darle è proprio una scelta. Sì, È la scelta ma sbagliata. le motivazioni sono mille. Uno può dire non voglio, pa una di queste 1000 motivazioni, e mie posso anche accettare, per carità, ognuno che ha le sue, non ho pretese, Ma dammene una. ma dammela, una motivazione dammela, ma deve essere plausibile la motivazione. Non posso, non voglio, ho deciso che no, è questo il motivo. La accetto se tu me la spieghi. Se tu non me la sai motivare, è difficile che io resti con te. È difficile. Perdi di È credibilità. molto Sì, dura È questa... molto difficile. Credo che le persone avvertano quando c'è del potenziale negli altri, e quando vedono il potenziale inespresso per volontà, non per impossibilità, perché le impossibilità ci sono, che se è la persona che ha 1000 Problemi. motivazioni, 1000 problemi. Quando invece non vuoi, no, se punta che non vuoi fare, e ora là vago in aseo, ragazzi. A 54 anni mi merito di stare con gente che si mette in gioco, che voglia, che si mette veramente a discutere del suo futuro. No che spetta il suo futuro, ma che se che lo voglia di gioca. star con te. Sì, sì. Esatto, che si gioca il suo futuro, che si costruisce il suo futuro, che ha voglia di dare una forma alle sue idee. Mi piace la gente che dà forma alle robe che ha in testa. Questo se è a me prerogativa.
stavo come mogliere, Posso perché dire sei una una che cosa? si continua a mettere in gioco giorno per giorno. Confermo. No, perché Puoi guardarla. si sa vivere. Puoi guardarla. Sì. Lei, mentre ti ascolta che dici queste cose, Sì, posso guardarla ha tranquillamente. una faccia di una persona che ti sta ascoltando. Beh, ma io mi ascolta. Sa che Veramente. quando che sono in down mi ascolta. Sa che quando che sono entusiasta, Però ti sta ascoltando. entusiasta. Ti sta ascoltando, Erma. So che sei una persona che mi ascolta. Sì, Trovare non è una così. persona che ti ascolta più che una persona che ti parla Ma è è fondamentale. Beh, vero. Trovare qualcuno che ti ascolta è più importante di uno che ti Vero. parla. Nel mio piccolo, a età che ho raggiunto, penso che stare con le persone che ha qualcosa di più di te sia più importante che dare qualcosa di tuo a qualcuno che ha manco di te. L'importante Quello secondo che me, ti puoi non è avere. avere le risposte, ma è avere la possibilità di continuare a fare delle domande. Puoi Dicono- ripeterlo ben, detto proprio ben. Non devi fermarti quando hai tutte le risposte, ma devi continuare a fare delle domande. Ah, Mi piace. Dicono- tanto di dicono oro. anche che non è importante essere il più intelligente nella stanza, ma essere il meno intelligente nella stanza, perché hai da imparare dagli altri. questo è molto PNL. No, ma no. Circondati di persone più intelligenti di te. Ti Sì, giuro circondati che di- a me queste cose di No, PNL ciao un cazzo, un po' né altri. fanno No. cagare. No, In no. realtà però questa cosa dell'essere meno il meno intelligente nella stanza per me è importante. Ho due domande davanti che ho pescato e se veramente fondamentali, poi dopo andiamo in chiusura perché siamo di andare oltre che Potremmo a tediare la gente in No, questo siamo di modo. andare a Campari ormai, cioè Potevo. ragazzi, ti tira No, a beh, Campari. Si tira a campare. Scusa, Esatto. nessuno di noi ha gli esami del sangue domani mattina, No, vero? nessuno. No. Nessuno. Ok, Beh. no, perché potremmo essere No. ricoverati d'urgenza. Mi gono- Io per i prossimi 3 Mi mesi go vado in due autobus. domande che se nella vita sono fondamentali. E a prima se al primo appuntamento chi deve pagare? Alla romana. No, chi ha piacere ad aver invitato l'altra persona, come dice 50 Cent. La risposta, chi ha piacere di Vero? aver invitato l'altro. Io invece punto alla romana. Primo appuntamento si fa a metà. No. Tu, A Gio? me Tu, Giorgio? personalmente non interessa particolarmente, però mi starebbe sul cazzo sia che lui fosse troppo in focus sul dover pagare o se fosse troppo in focus sul fatto che devo pagare io. Quindi diciamo Non che è il focus importante. a me chi paga. interesserebbe che a lui non gliene fregasse un cazzo di sto cazzo di primo appuntamento, ma fosse un po' sciallo. Se lui è tranquillo e paghiamo ognuno il suo, oppure lui paga il mio o io pago il suo, però non ci deve essere la paranoia. Ok. Ecco. No paranoie, no questioni, no Però devo problemi. dirti la verità, non mi è mai capitato di andare in para per una roba del No, genere. neanche a me, se devo dire la verità. Quindi te lo dico da persona che non ha mai avuto paranoia. Ok, anche perché il pagare. Non abbiamo mai avuto problemi in cassa, dai, diciamo. Ok, Dai, ok. no. Se lavori e hai un tuo incoming, Abbiamo avuto come si dice. i nostri periodi più felici Vabbè, e meno come felici, tutti. però nessuno dei due si è mai posto questo Tu che problema. domanda hai pescato? Allora, la puntualità. La puntualità. Aia. Qua mi piace. Aia. Achtung! qua mi Achtung, piace. bitte! Achtung! Ansia da arrivo. Sì, ce l'ho. no, Anche- Ce l'ho. anche ce l'ho, io. ce l'ho. Non È si, mia, è mia. non si arriva in ritardo. Ce l'ho io. No, sono Sì, sì. d'accordo sul fatto che non si arriva in ritardo. porca Comunque miseria, si ho dice, 3 mostri E davanti. perché arrivi in ritardo allora? la brutta figura ed Bruttissima. altre amenità psicologiche. No, ha che scritto scherzi. amenità perché lui è uno che sì, ma tanto arrivano tutti in ritardo. Io invece non lo sopporto. Cioè, io devo arrivare 5 minuti prima, Anch'io. aspetto in macchina, Anch'io. suono all'ora Piuttosto sto esatta, in al parcheggio. minuto spaccato, ma Piuttosto non sto in arrivo in parcheggio. ritardo. No, non lo sopporto No, neanche abbiamo io. appuntamento alle 7 a Trento, alle 6:50 in doccia. No. Io alle 6:50 sono già a Trento da mezz'ora. Siamo a sti livelli qua. Per me Ah, è allora, una anche cosa Herman non è per la via di puntualità, scelta. sai. Aspetta. Siete 3 mostri di odio in contemporanea tutti e Per 3 vari motivi. Noi, allora, per vari motivi. una volta, da quanti anni è che stiamo insieme? 5, 6, quanti anni è che stiamo insieme? Almeno 11. 11.
siamo andati a pranzo poco fa qua a Borbiago a 1 chilometro, siamo riusciti ad arrivare in ritardo in un A un posto chilometro. che a 1 chilometro e io vado via di cervello. Come lo capisco. Mamma mia. Ma da fanculo. Cioè Ma come? io. No, ma no. no. È ma no. assolutamente Cazzo se ne ciava? Ma che io cazzo no. te ne ciao, io esatto. vado via di è testa. irrispettoso nei confronti del gestore, di chi ti invita. Per la mia indole interiore. Allora, io faccio il mio prologo. Siamo fra amici. Non Sì. importa. L'orario di arrivo è indicativo, No, no, non no. è tassativo Per cosa? per noi amici. No, indicativo per una cena? Indicativo per arrivare. Sì, ma allora, se Indicativo. uno dice ci vediamo a pranzo, indicativamente ci vediamo all'una e tu arrivi alle 3. No. Indicativa, Allora, cazzo. indicativamente a luna significa in uno Che massimo range, all'1:20 sei. in un range di l'una meno un quarto, l'una Più e un 15 quarto. meno 15. Sì, Più 15 20 meno anche 15 to, ci sta. anche 20. To. Arrivi prima, stai là, aspetti. Certo. Arrivi dopo, aspettano gli altri. Sì. Ma dopo gli altri scatti. fanno quello che devono. mi Quando balla io ti dico l'occhio. dobbiamo partire Come? perché Scusa, quando io ti stai dico parlando? dobbiamo Non partire c'è problema, dai. lui dice tanto arrivano tutti in Ma ritardo. tanto arrivano tutti Io in non ritardo. me ne frega niente degli altri, io arrivo in orario. Ma arrivano tutti. No, Tu è arrivi precisino. sicuramente prima. No, non importa, Perché sei aspetto. precisino alla fine. Aspetto, arrivo prima e aspetto. Io, allora, È una se mi questione trovo di in ritardo, rispetto. avverto. Ho avvertito che arrivo in ritardo? Sì, ho avvertito. Lo sanno tutti, arrivo in ritardo. Sono edotti della cosa, va bene. Ma se arrivo in ritardo, qual è il problema? Fate quello che dovete, No. io arrivo. Per me la puntualità è uno dei cardini dell'esistenza, quindi se non parto per arrivare prima, Ma sai- essere tranquilla, mettendo anche in previsione eventuali rallentamenti, semafori, incidenti e qualsiasi cosa possa Se succedere. abbiamo appuntamento, che ne so, alle 13, io molte volte dico l'appuntamento è alle 12, sapendo che comunque balla via a 1:03. Ah, perché io non ci ho mai pensato di fare così? Ma culo, dai, No, non stai che provare. adesso devo fare così? No, no. Grazie. A che ora hanno detto? Alle 11 e magari a mezzogiorno. E riusciamo ad arrivare comunque È un dopo genio. mezzogiorno. No, lui è un genio. mostruosa Allora, all'universo non gliene fotte un cazzo se tu arrivi al... a Ma me, esatto, mi importa non a me. all'universo. Ma gli umani non hanno rilevanza negli universi. Non ha nessuna rilevanza. Ma un po' Siamo solo delle cacchine negli universi. Lui Non ha le nessuna cacchine importanza. che però hanno degli impegni alle ore 13 e non alle ore 14. Ma sono No, le allora- cacchine che hanno gli impegni, non Cre- l'universo. Credimi che lui mi sfronda i maroni su questa cosa, detta proprio brutalmente. Noi Ma- cacchine non c'entriamo niente con Allora, noi oggi l'universo. siamo arrivati in 10 minuti in ritardo per colpa sua e io ero nevrotica Nevrotica. perché non L'occhio che si ti balla. può arrivare cioè no, non si fa, è irrispettoso. Prima Guarda, di tutto Herman, per sei me estremamente e poi con gli irrispettoso altri. nei confronti del prossimo. Sono L'ho sempre irritante. detto Non si fa. E ne ho avuto conferma stasera. Sono irritante per il guarda, prossimo. Mamma Dopo mia. non Ma parliamo anche del per quello fatto dopo che- il prossimo. Per No, tutti. no, lui- Quello allora- dopo e quello dopo. E quello dopo ancora. Allora io non lo metto, non lo categorizzo come ritardatario perché non è in quell'ottica. Per lui è nell'ottica sciallo, no? Ma vabbè, se Ma dov'è anche che arrivo finisce dopo. lo sciallo e inizia il ritardo? Oh, è bella domanda. Bella. Dov'è che il ritardo quando è che comincia? Comincia Quando dal gli minuto altri- dopo a quello che dovevo arrivare. No, quello è secondo già me è ritardo. quando gli altri hanno l'irritazione che Mm. tu sei in ritardo. Allora, per gli amici gli altri ti miei che sono delle aspettano. teste di cazzo patentate, il ritardo inizia quando loro devono fare qualcos'altro rispetto a quello che tu hai prefisso come orario. Mm. Cioè, tu dovevi arrivare all'una ed è l'1:30 e non sei ancora arrivato. Loro dovevano fare qualcos'altro. Lo fanno comunque perché tu non sei ancora arrivato. Sono irritati, ma anche marginalmente. ma anche perché no. tanto di te, chi se ne fotte? Tanto se si arriva in ritardo, vabbè, io stesso. Vabbè, non so. Va, fanculo. È lo solito stronzo che arriva in ritardo. E va bene. Il problema è quando tu crei problemi. Si doveva prendere un aereo, arrivi in ritardo. E là sono- E là, sti vabbè. cazzi, allora Là sì. c'è il problema. E allora c'è un problema. Ma sai cosa c'è? Io l'aereo lo prendo lo stesso, anche se tu non sei arrivato. Sei tu che lo perdi.
Sì. Ma A sto punto qua sì. è un esempio troppo estremista. Perché... Sì, sono No, estremista, no, sono te- estremo. Il talebano Esatto. Sono il No. talebano dell'estremismo. Bisogna arrivare in orario. È rispettoso nei confronti di tutti, prima di tutto di se stessi. Sai cos'è? Io ho pescato Punto. l'ultima domanda della serata. Vai. Se avremo mieti, perché cosa che ho fatto cascare? Una patatina. Sì, niente amore. L'ultima domanda, se avremo mieti, Vai. finché arriva il momento clou. Sì, Maya. Social. Mettere mi piace alle foto delle fighe o dei fighi o chattare senza flirtare è tollerabile oppure no? Se te lo scopri, ovviamente. Allora, se te scopri che mi metto mi piace a una che ha belle tette, oppure mi scrivo con una che sia un gran tocco di gnocca. Allora, sono due livelli diversi. Sì. Allora, mettere mi piace, magari metto mi piace anch'io a una che ha due belle tette, perché magari ha due belle tette potrebbe essere. Sì, ma ti ci metti sta. per motivi diversi, no per le tette infatti. magari. Allora, secondo me sono due livelli diversi. Mettere mi piace è un conto. Scrivere è già un'interazione diversa. Interazione, io non voglio interagire, io sto chiedendo. No, allora, se io metto mi piace, sto semplicemente apprezzando una foto che vedo. Punto. Ok. E lì non me ne può fregare Ma di se- meno perché il bello è bello, ci hanno dotato di due occhi e non vedo perché non devo usarli. E anche di due tette. che volendo. Esatto, Allora- anche per by the way. Allora, nel momento in cui ti scrivi dipende sempre L'intento. dall'intento che Tu ci fai un metti processo nello- alle intenzioni, nel- quindi. Ma io processo sempre le intenzioni. Ma mi pare ovvio. L'unica cosa che processo sono le intenzioni, non Sì. i fatti. Se sei tu che scrivi, se è lei che scrive, dipende. È lei che ti scrive, tu rispondi, vabbè, relativo. È lei che ha fatto in modo che tu le scrivessi? Anche Ah, quello- Trabocchetto, ha visto tu di trabocchetto, piace? trabocchetto. Oggi ho ci trabocchetto. sta. Sei tu che le scrivi perché vuoi andare oltre, vabbè, cazzi tuoi, ti prendi le tue scelte, le conseguenze di quello che fai. Cioè, voglio dire, ci sta, non è che muoio per questo. Ti sei coglion? Sì, La concretezza mestrina arriva sempre al punto esatto. giusto. Mestre e oltre. Mestre. Per me mi piace. Questa è la no, concretezza mestrina. no. Brava, per me mi piace, non voglio dire proprio niente. Puoi Dimmi. mettere mi piace a chi vuoi. A partire mi piace, non ha nessun valore. Però la chat, se c'è ed è lunga anche. Dipende perché la fai la chat. Ma se tu leggi la mia chat e ti chiedo, scusa, cosa pensi della fisica quantistica? Penso che sei un coglione che ha una delle tette fuori, gli metti mi piace, gli chiedi la fisica quantistica hai dei problemi tu, perdonami. Ma magari è una professoressa di matematica con delle belle tette. Cosa che ne sai tu di? Può essere. Perché una professoressa di matematica non puoi avere due belle tette, Ha un scusa. bel seno. Può essere. Statisticamente un po' tirata, però può essere. Statisticamente sì, effettivamente lo ammetto. Però se una professoressa ha un bel seno, cosa possiamo dirle? Niente, ha un bel seno e basta. E a me interessava parlare di matematica. Dopo, se la conversazione si svolge sulla matematica, cos'è il problema? Seno e coseno. Sino e coseno. Bravo. No, io volevo un attimo affrontare un discorso di... capito? Esatto. Un logaritmo in base 10 non è Esatto. una elevazione a potenza. Facciamo il contrario, scusa, io metto mi piace allo strafigo svedese che seguo, no? Ma chi? Lascia perdere. Chi è che Cosa ne- segui? Cosa ne pensi? Lo strafigo Lo strafigo svedese. Ma perché che si c'è- strafighi svedesi Madonna, adesso? ce n'è uno che è la fine del mondo. Ma Porca puttana. ragazzi, cioè No. io ho due occhi, 8. anzi porto anche gli occhiali con Progressivi? progressivi, quindi adesso ci vedo da Dio. E quindi ci sta. Tu cosa ne pensi se metto mi piace? A me dello strafigo svedese non frega un cazzo. È la Cioè, stessa cosa ma- che ho detto io. Ma io Male. non ho il problema, anche se gli dici, se tu gli scrivessi, oh, sei uno strafigo. A me non cambia niente perché è una tua... Che è uno strafigo. Perché è uno strafigo e io lo so ammettere se uno è uno strafigo. È uno svedese. strafigo. Stessa Tra cosa l'altro delle tette. svedese. Tra l'altro, se esatto. che scrivi così, oh, ti sei uno strafigo svedese. Probabilmente io non capirà anche un cazzo. Ma chi è? Lo strafigo Ma svedese. che mestiere? È uno. Allo strafigo. Mestiere strafigo. Cioè lui come... Cioè, dichiarazione dei redditi, professione allora, strafigo. Una no. professione. Allora, seguo anche uno americano. Sempre strafigo. Oh, una Ah. Una roba Eh, grande. Oh. che
praticamente lui, secondo me, sponsorizza pantaloni, perché ha questi pantaloni bassissimi, molto interessanti. A filo cappella? Sì, praticamente. È interessante, ma non Cosa gli che scopro no, stasera. non gli scrivo te oggettivamente. No, messaggi in privato no. No, Chissà no. quanti che ne riceve tra l'altro. Sì, Te appunto, cagati. appunto. Ci mancherebbe, tra l'altro, hai ragione. Appunto. Ma non caga nessuno in casa in teatro, è Voglio finita. dire, abbiamo degli occhi per guardare e si guarda, anche tu guardi le belle donne, io guardo i belli uomini, posso guardare anche una bella donna? Ah, te me- Il pezzo di figa la guardi. Te versi il mio Instagram e te vai sul cerca, te vedi no 80% delle tette. E che abbiamo fatto la prova un po' tra l'altro. Non so neanche vero perché l'80% se fisica quantistica e chimica. No, è Dio, triste il Dio suo cerca, signore, quanto che mi vergogno. E la maggior parte se post di fisica e chimica. Ma non abbiamo guardato il mio. Quindi non moto, hanno, Gatti non e hanno moto. interessi veri. Moto su gatti, gatti su moto, Gatti in moto. gatti in moto, Incidenti di gatti in moto. tette coi gatti, gatti coi tette, Io mi inquietante questo. Tette coi tette coi gatti. gatti. E gatti quelle tette? L'algoritmo dei social è perverso. Te cerchi cappelli estivi in rattan, così 2 secondi dopo ti arriva una proposta Ti pubblicitaria. arriva il corriere col cappello di Rattana, Esatto. chi cazzo ne Ma che cazzo, chi lo vuole? Avevi solo cliccato per sbaglio. È vero, Instagram lo uso principalmente per seguire post di fisica e chimica. Che nerd. Che merda, mi vergogno. Davvero, E si deve vergognare. Comunque Sì, non no, è quello lo abbastanza. scopo. uno cinquantenne dovrebbe dar figa effettivamente. Però a me Sì. la fisica e la chimica tira. Cioè a me tira molto. Altro che Jessico Cosa ti Calcetto. piace? Jessico Herman? Calzetto. Cosa ti Calzetto. piace, Herman? Ti ha chiesto. Dici cosa ti piace? Di cosa? Dello Instagram. Di questa gente che dice cose. E fa Allora, cose. mi piace il livello di conoscenza oltre il mio che mi portano. La divulgazione. Ma non è la divulgazione alla Piero Angela. Mm. A me quella stucchevole fatta in quel modo lì non piace. Non mi è mai piaciuta. È il livello quid in più. Quello che fanno tutti, lo fanno tutti. Divulgare notizie scientifiche lo può fare chiunque. Le prendi, ne fai un post, se sei bravo, le costruisci, AI, tutto quello che vuoi. Ne fai veramente delle belle robe con video, dei caroselli di immagini, tutto quello che vuoi. Però quello che sa darti un quid in più è veramente raro. Allora quelli me li salvo. Quelli che mi parlano del premio Nobel che è stato premiato con il Nobel, ma che poi la comunità scientifica ha ostracizzato perché era talmente avanti che andava in culo agli interessi di qualcuno. E allora lì mi appassiono. Quello Ok. sì. Non so, sono Beh, fatto male. È interessante. in realtà. Sì, sono tutte le cose mie. No, Uno ha delle fisime sue, dei suoi punti di interesse, dei pin, come mettere su Pinterest dei Sì. pin. Io uso Pinterest come tanti di noi usano Pinterest su delle cose che sono veramente particolari. Non metto un pin sulla poltrona fatta con i bancale. Hai con una- guardato i miei pin? Sì, io so che dite fai ste Aveva i robe. pin Non sui è il mio bancali, pin ovviamente. personale. Il mio pin personale è come mai i mitocondri rispondono alla sollecitazione del glucosio quando tu sovraccarichi l'organismo. Questo è il mio pin su Pinterest oppure su Instagram. Sapere come funzionano le cose da un altro punto di vista che non è esattamente quello che ti hanno sempre dato. Ecco, questo è il mio quid in Ve più. l'avevo detto che era La tua intelligente. piccola No, sono perversione. stupido da un punto di vista comune. Sono un nerd, siete voi. Sono uno stronzo, se vuoi ciapparmi come rompicoglioni. Oppure sono una persona particolare che ha degli interessi particolari. Mi non dico che sono meglio degli altri, ma i miei interessi se legali a... Inusuali. Inusuali, sì, questo sì, sono inusuali, sì, davvero. Ma so attirare da quello che se qualcosa in più, la roba comune la trovo comunque tutti i giorni. C'è già, la vivo, non ho bisogno di cercarla, mi viene indosso da tutte le fonti che poi possibili, mezzi di informazione,
vita comune, rapporti con i colleghi, rapporti umani, tutto quello che voi, amici, è roba comune e avremo mi paindo e cerco qualcosa in più. E pa quello che mi sta insegnando, non dico da chi, te che da stare con le persone più intelligenti di te, perché se te stai con quei come ti o manco di te, se solo può fare bella figura, non te che hai bisogno. Io ho avuto lo stesso. Io ho avuto lo stesso insegnamento, però a sto punto chi è più intelligente di te ha piacere a stare con chi è meno intelligente di lui? Devi sapere essere umile e star zitto quando c'è necessità di stare in ascolto. Bravo. Devi sapere ascoltare. Mi so uno che impara a fatica, ma veramente tanta fatica a star zitto. Quanta Quanta che ho fatto. Quanta ne hai mangiata? Adesso dopo 3-4 campari posso dire la verità. Per me è utile stare in ascolto. Non è una roba semplice per me. Sono d'accordo. Sono molto, sapendo come che mi conosco, per come che so un tipo egocentrico, che vuoi stare al centro dell'attenzione, devo mettermi in disparte per sentire gli altri cosa che vado a dire. È molto difficile per uno come me. Il bello è fare le domande e non avere le risposte. Anche, sì. Ma adesso tocca a voi altri, brutti stronzi. Siamo andati su. Pezzi di merda. Pezzi di merda, tocca a voi, cazzo. E dopo questo, ciao. E dopo questo finimo la trasmissione a sto punto. Cosa vuoi che diciamo dopo? Ma cosa vuoi? Non ci sono più biglietti da pescare, cazzo. La Tupperware qua. Da bere. No, però aspetta. Vuoi dirmi qualche cosa? Ti amo. Oh, grazie Madonna. anch'io. E voi volete Madonna. dirvi qualche cosa? Vi lasciamo soli? No, A no. casa vostra. No, a casa vostra. No, è beh che il bagno è bello, però insomma Grazie. anche Pulito. Simpatico, però. è pulito e tutto quello che da voi. Io vorrei ringraziare Herman e la Katia perché comunque hanno tirato fuori delle cose di Il noi. peggio. Ma non così tanto, nel senso che tutto sommato se vogliamo anche abbastanza bene. Sì. tutto sommato. Vediamo domani chi è che va in affitto, io o te? No, nel senso Noi abbiamo un divano letto, ve lo ricordo. Ottimo. mi sembra che ci vogliamo abbastanza bene, stimo dai. moltissimo. Ti stimo moltissimo. Anche ti stimo Magma, bene. Ti tu mi stimo vuoi bene? Ti stimo bene. Ti stimo Voglio bene. bene. Proviamo a fare delle cose. Mi piace però, ti stimo bene, proviamo a fare Proviamo, delle cose. sì, Guarda sì. che è bellissimo. Vediamo come Vediamo va. come va, dai, senza È un- fare grossi progetti per il futuro. Un in progress. Esatto, guarda che il gatto è testimone qua dietro, Sì. Normalmente proviamo a fare delle cose e vediamo come va. Quindi Ah, mi sembra un'ottima No, prospettiva. proviamo a stare insieme una vita. Le poi vediamo basi come ci va. sono. Sì, dai. Sì. proviamo a stare insieme tutta la vita. Poi, se è andata bene, funziona avevo bene. ragione io. Se è andata male, Certo. vabbè, dai. Avevi ragione comunque. Sempre. Ovvio. Scusate, adesso vi faccio la domanda finale. Aia. Chi è di voi l'uomo e chi è di voi la donna? Ah, Perché questo podcast è uomini e donne. Chi è di voi Troppo l'uomo e stereotipo. chi è di voi la donna? Stereoticamente parlando siamo molto invertiti. È lei che tiene molte volte la parte maschile della coppia in piedi, io quella femminile, ma nel senso di, che ne so, gli affetti da casa, lavoro. cioè, sono abbastanza mischiate le competenze. Non è che c'è una competenza maschile che tengo avanti io e una competenza femminile che porta avanti lei. Siamo abbastanza... Ibridati. Sì, diciamo che è abbastanza mixata la cosa, non ci sono repliche nelle competenze, ognuno fa quello che lui fa Giorgia. molte cose da mamma. Per Da- esempio, da- adesso da papà, ve, no, lo, da mamma. ve lo dico in modo All'atto, poco polite, all'atto, nel senso che polite. Sì, all'atto anche. no, molte coppie direbbero che quello che fa Livio è da donna, da mamma, e invece secondo noi è assolutamente normale. Perché io sono una mamma che spesso va via per lavoro, va via 2 o 3 giorni, eccetera, e lui si occupa dei figli. Per noi è normale. Ok. È semplicemente- Anche per noi direi. Anche per noi. Ma secondo te, fra me e te, Dimmi caro. chi sei più donna e chi più uomo? Rispondi tu. Ma come che te mi metti in culo, penso che sei più ti uomo. Io.
Altro che Ci sta. storie. Rimane anche incinta e tra un po' a furia di Erma, pigliarlo. però Ah. l'ho lattato io, te lo ricordo, l'ho fatta fuori io dalla patata, quella roba lì. Sì, te che ha nostra lattati. figlia, Effettivamente Anche a Mico me. e Teteno che sarebbe buon, tra Eh. l'altro. Ma no, direi che anche tra noi c'è una buona ibridazione. C'è un'ibridazione. Sì. Ma siamo molto, come direbbero i moderni, molto fluidi. Fluidi. Fluidificati, come Sì. i catarri, fluidificati. A Sì. me va bene. Ah, Sì. ci mancherebbe? E Ci vai sono un d'accordo? po' il fluimocil per tutti. Quindi il motto di questa sera è viva il fluido. Ma insomma, miaga tanto. Catarro. Miaga tanto, insomma, viva la figa mi diria, cioè, fa culo, cioè. No, un certo Bene senso, tutto. no, insomma, ben tutto, però, Dimmi amore. sì, no, viva il fluido. Era tutti.